Oggi i mini cuccioli e anch'io dobbiamo restare a casa. Io mi diverto a cambiare i colori della frutta. Sto colorando una pera blu. Poi farò una banana rossa. Voi siete capaci di disegnare un cavolfiore rosso? Io sto giocando al tirassegno. Prima sono arrivato molto vicino al centro. Voi riuscite a prendere il centro? Io ho costruito 2 burattini e sto preparando la fiamma di Cenerentola. Perché non fai come me? È facile, sai? Io da grande voglio fare l'attore e mi sto allenando. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Siete capaci di ripetere questo scioglilingue senza sbagliare? Io invento indovinelli sulla frutta. Ascoltate. Non occorre un lungo viaggio, basta solo aspettar maggio, che è il mese delle rose e ancor più di queste cose. Non son cose, è un mini frutto. Non si mangia proprio tutto, perché al centro ha un osso grosso e all'esterno è rosso rosso. Poi ti dico, se ti importa, che si mette sulla torta, ma non è una candelina, è una rossa... Dai, indovina! Avete capito che cosa sta facendo senza nome? Ha disegnato 10 cartelli con 10 disegni diversi, poi li ha coperti. Ora deve ripetere che cosa è disegnato nei cartelli. Perché non lo fate anche voi? A casa, con un po' di fantasia, ci si diverte.